Amici ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio, ritorniamo a Zero Branco, 57esima sagra del peperone dal 30 agosto all'8 settembre. Con noi abbiamo il presidente Andrea Lunardi e il vicepresidente Antonello Badin, scusami. E abbiamo il piacere di farci raccontare questa sagra. Iniziamo con il presidente che fa gli onori di casa. Ben ritrovato Andrea. Grazie a tutti voi e ben arrivati a questa 57esima sagra del peperone. Allora, la nostra cucina propone tutti i piatti a base del peperone, pasticcio, gnocchi e la super grigliata, perché abbiamo una super grigliata. Cosa posso dire? Venite a trovarci che la cucina è buonissima. Oggi il tempo non è stato tanto alla nostra parte, però l'affluenza è stata comunque numerosa. Diciamo che è stata una sagra che il tempo ci ha graziato, insomma. Abbiamo anche avuto il piacere di avere molti ventilatori e condizionatori che andavano. Certamente quest'anno abbiamo provato a rendere uno dei due strutture raffrescate, perché di giorno è troppo caldo, però la gente è molto contenta perché riesce a mangiare con temperature di 4-5 gradi più basse rispetto all'esterno. Antonello, con te invece giustamente direttivo, senza tutti i volontari non farebbe niente, quindi un doveroso grazie a tutte queste magliette bianche che abbiamo visto circolare per la sagra. Certo, allora noi siamo qua in questa sagra in circa 200 che lavoriamo qui, siamo orgogliosi di avere questa affluenza, questo pubblico, anche i nostri volontari. Noi siamo comunque sagra di qualità, abbiamo conseguito questo marchio a Roma, abbiamo portato a casa questo marchio, siamo orgogliosissimi. E cosa vuol dire qualità? Vuol dire che dobbiamo fare sul territorio sempre meglio praticamente. Noi siamo una sagra storica e da noi avrete sempre il meglio, soprattutto il meglio. E naturalmente un grazie a tutti questi ragazzini che stanno crescendo con noi. Certo che sì, perché questi ragazzini sono bravissimi, poi tutto abbiamo ricevuto anche molti complimenti dalle persone perché sono molto educati, hanno detto, e quindi non facciamo altro che portare avanti una tradizione e comunque portare anche loro un po' di cose buone da fare. Grazie intanto, mi ritengo un ospite gradito alla Provoco di Zero Branco. Io vengo dalle esperienze nazionali, quindi sono anche amministratore e coordinatore sagre di qualità e posso dire che in Veneto ci sono delle manifestazioni importanti. Questa della sagra del peperone è una di quelle più importanti che ci sono in Veneto, lo si vede da quanto pubblico, quanta partecipazione che c'è e il cuore che ci mettono i volontari guidati da Andrea Lunardi, dal bravissimo Antonello, da Marisa, da un gruppo sicuramente nutrito di volontari che ci mettono del proprio, rubando spazio a se stessi e alla famiglia per dedicarlo a manifestazioni come queste. Se non ci fossero le Proloco non ci sarebbe questa socialità e avremmo perso un valore non indifferente, un modo di fare socialità e di dimostrare che insieme si vive bene e si sta bene. Ecco Antonello, hai detto bene, sono ragazzini educati. Voglio spezzare una lancia perché ultimamente ci sono stati veramente degli attacchi a questi giovani volontari per quanto riguarda magari un leggero ritardo e la gente va in escandescenza, quindi non attacchiamoli questi ragazzini, sono qui per fare volontariato, per crescere insieme. Certo che sì, noi abbiamo qui due blocchi di staff che seguono tutti questi ragazzini e sono molto attenti a quello che loro fanno, li seguono e gli aiutano anche a vivere poi anche al di fuori della sagra, quindi è un'educazione che poi si dà, è una base che poi deve essere mantenuta. Andrea, che
dire? Beh, intanto grazie di averci invitato, ne siamo venuti volentieri, ormai questa sagra, questa edizione è finita, però la Proloco non si ferma. Il Proloco non si ferma mai perché è l'unica manifestazione nel Veneto che neanche il Covid ha fermato. Non l'ha fermata neanche l'altra sera con un gran temporale e vi aspettiamo a gennaio alla nostra rinomata sagra della radicchio. Bene, voi che avete capito, qui a Zero Branco si festeggia e si mangia prodotti di qualità. Andrea e Antonello vi danno appuntamento a gennaio e vi aspettiamo. Buona giornata. Grazie a tutti.